Siamo a Barcis con Walter e Mirko e io adesso vado sullo scivolo. Cos'è oggi? Il 29? E il Mirko è già attacca a botton con una sentosa, una signora credo. Eccoli là. Guarda. Via! Beh, veramente non è che sia una gran bella roba, però abbiamo fatto lo scivolo. Ma guarda che bei! Che raffaelli questi? Caude Agua portoghesi. Siete portoghesi? Siete portoghesi? Molto bello. Questa è una femmina? Ma guarda che bello. Ciao cagnolone. No, sono l'unica che li ha. Ce ne sono un paio in giro, però sono tutti neri di solito. È raro vederli rossi. Poi sono neri con zampine bianche, così come cani. Quelli che aveva Obama là per la Casa Bianca. Guarda che sattone belle. Molto belle sattone. Quanti anni hai tu? Il meme è vecchiotto. Si vede un po'. Ah sì. 12. 12. Un giovanotto, le mie ne ha quasi 14, sì. Ma sai la taglia media. Beh, le mie più o meno come queste. Sì. Dei bastardini colli. Racconta. Tipo border collie. Abbaia. Abbaia forte. No, la bambina, abbaia. Bene, bene. Op, op, op. Op, op. Ah. Mi va. Se potrei riparlargliene fra 10 kg forse. No, ho la schiena che le no. Sì, buonanotte. Gliene riparliamo fra 15 kg, dai. Panca? Plank, cioè? Devi stare in questa posizione qua. Quanto riesci? Ti posso garantire che riesci poco. Se incominci con 20 secondi, dopo ti fermi. Ma questo è per la schiena più che altro. Fai Addome e dorsale. Dopo fai tutte le variabili. Sì, lo so. Incominci intanto con questo. Poi si fanno le variabili. Fianco. In internet ci sarà qualcosa, qualche figura, anche qualche video. Ti metti così. Lo fai da una parte e dall'altra. Sempre provi a stare quello che vuoi. Allora, metterò il monitor per terra con la tastiera e il mouse. Io facendo questo sono migliorato un disastro. In un anno. Sta a pensare in 2 settimane. Te lo fa ogni giorno? Però devi farlo, sarebbe l'ottimale ogni giorno. Sì, ti porta via 2 minuti. Sì, non è che ha da fare. Sì, però tu nell'arco già di un mese tu ti accorgi da solo. Anche soprattutto per le dita. Vedere dritto ti robustisce tutto l'addome. Se dopo stando in quella posizione, visto che io ho dritto, se in quella posizione ti fa male la schiena, qui, allora ti inarchi, cioè alzi il culo un pochettino così. Io non ho problemi, ma c'è chi magari gli fa mal di schiena stare fermo dritto, allora stai così. Io ti alzi un pelino, allora per la schiena.
Perché Io una così dita anche prima di alzarmi dal letto, Io così sto 4 per via della nervo sciatico della schiena, di fare bicicletta, almeno 2 minuti, una roba così, e dopo alzarmi dal letto, perché certe volte non mi toccava rodolare, giù dal letto, non alzarmi, rodolavo. Anche l'altro giorno che venivo Claudio ero sul divano, che coppa, ero sentato sul divano, così stavo guardando non mi ricordo cosa, e mi batte sulla finestra Claudio, passo per alzarmi, sì. E allora sono rodolato e dopo sono andato. Quello che è bello è sto qua che questo col zaino non so se arrivo. Alzarte. Non so se arrivo perché col Lì. Ah, col casco che mi rompo i coglioni. ma va bene, dai. Voi volete vieni in piedi, poi vieni giù così. Lo sporco dietro. No, qualche robettina. Bene, signore, Andiamo. Dai, se non se raffreddiamo. E adesso dobbiamo fare anche la galleria in discesa. Adesso Mirko, tutta discesa. Si potrebbe anche già uscire, ma finimo qua. Che bello qua, guarda che bello! Guarda, dovrei fare una foto. Arriva l'inverno e sono senza caldaia ancora, puttana Eva. Domani mattina devo andare, domani e dopodomani mattina fermato carte per giorni diversi. Dint di yacht sera. Mirko! Mirko! Ah Gesù, Mirko, dai, dai che lo aspettai. Avanti Mirko! Stanco?
Guarda che ti sburto, Sei tu stanco ormai? Bisogna che ti metti su una pila migliore, una luce migliore, Drio. Manca davanti. Guarda, stai qua, te le ordina su eBay e costa 2 euro l'una, 2,50 euro. Ah, mi ne ho trovate di tutti i colori. Infatti questa è verde. Questa è le LED, quelle che ho messo. Anche quella da Drio è bella forte. Stacciare quelle con l'elastico che è una gomma grigia. È un tocco unico con elastico che è tutto incorporato, una gomma grigia, spessa, perché si spacca facilmente. Poi così, o come quelli che anche Walter, la Drio, quelle gialle, quelle là. Su, dai, va bene, 700 metri di salita e poi è tutta discesa. E così Mirko ha fatto la sua prima gita a Barcis in bici con la mountain bike. A tu male un piede? Dai che comincia la discesa! Dio boia! Cosa ridi? Oh la la oh! Oh la la Copri il cerchio! Sta attento alla corrente! Vai Mirko, vai! Guarda che ti può correre qua Mirko, limite è 70.
podrio, non lo vedo. Guarda che roba, guarda che robetta. Guarda che robetta che è qua. Guarda Mirko, sorridi Mirko, se sta filmando sto cretino del telefono. Sorridi che mi viene da piangere. Aveva un richiamo della natura, di qualche genere, non so. Io dico, sta attento alla corrente. Ah no, vedo una luce. Ecco, vedo un lampeggiante, sta arrivando. Per cui volevo anche partire perché lui dopo ne ciappa facilmente. Mi sempre volendo. E l'ho spenta? Perché mi preferiria il pomeriggio. Almeno finché le lunghe ore. Adesso facciamo lì della diga. Facciamo là della diga adesso. Che la fa tu? Perché vedevo che ti fermato. Siamo andati via piano e ho detto, allora che non sia sta piccando la corrente, Dio poi. Che lì non so se era il gabbiotto dell'alta tensione. Chissà, può succedere, soprattutto se ti pissi vicino all'alta tensione, è un po' pericoloso. Andiamo ciclabile. Mirko, ma le serate, è lo serata. No, aspetta, torniamo di là perché mi sa che la transenata, lei fa le ciclabili e dopo le transena, io non so. Non è da poco le così, podria sistemare. Papà para papà papà para papà papà para papà papà para papà para papà para papà. Dai, l'ultima salita! Walter! Oh! Sta facendo qua! Di qua! Vai! Walter andava via dritto. Ho avuto venire che facevo questa perché Walter andava via dritto. Walter è andato via dritto perché si doveva fare sta strada qua e allora andiamo via dritti, lo seguivo perché se dopo non sa dove che siamo. Dai, magari ne aspetta per niente. Attento qua che non vengi su macchina.
anche per voi. Io quasi quasi lo tengo. Se doveva girare, fare la strada a parte là, non te ce lo ricordare, che se doveva fare la strada. Torniamo su, dai. Prossima volta. Prossimo giro. Allora, spegniamo le luci. 1, 2, di qua. Di qua, di qua. Aspetta. Dove non mi ricordo, per dove che si ciappa? Ah, ma si ciappa lo stesso anche da ste parti, sì, sì. L'era per non fare il giro lungo per le scuole, per là delle scuole. Oh, quelli è lì da stamattina, da quando che siamo venuti su noi. Quelli è fuori lì a bere da stamattina. La sappiamo. No, se c'è può andare giù per qua. Se no, aspetta, andiamo a destra, dopo la sappiamo lì de coso. Facciamo quella con la strada rossa e se andiamo poi sulla ciclabile. Sì, cos'è tutta la ciclabile. Sì, Mirko vede. Ed è lentino Mirko. Che ora arrivo adesso? Che ora che l'è? Speriamo essere a casa. Speriamo essere a casa per l'1:15 almeno. Diciamo mia sorella, io dico che perché, ma per l'una no, per l'una dovrei essere pronto. No, vedo che tentenna, bisognerà aspettare un fiato di discesa perché sennò, no, ma anche in discesa non è che si lancia troppo. Lei che forse per l'una era un po' tanta oggi. Non è abituato come noi. Tra poco arriveremo alla ciclabile. Dove? Ah, no, beh, qua abbiamo un po' di salita e siamo subito girando a sinistra e torniamo subito su. Se no, se te vuoi che andiamo giù per Giais, ma far sotto secondo me è più diretta secondo me. Pensaria a vedere se è più lunga o più corta far la ciclabile. Sembreria più corta. Qua dovrebbe essere. Boccia, attento. Sinistra, sinistra. Oh, io poi l'ho ciappata proprio chiusa. Anello del Colle di Grizzo e Malnisio. La nuova via con la sua deve imparare, quando bisogna pedalare. Se no non mai. Ma come vai? Sei tu stanco che te va così piano? Sei tu stanco? Non riesci a stare nel rio? Un po' fatica. Perché anche perché è una settimana e mezza che non tocco bicicletta, allora magari
sono andato un po' fuori. Comunque la sento un po' duretta, non so se è per via dei copertoni. dei copertoni. Perché sento che è un po' di differenza da quando che avevo quei altri a questi. E beh, cambio copertone, sente sempre la differenza. Va bene, dai, Boh, comunque dai. dai. Vediamo se qualcuno mi risponde. Scalare! Scala, scala! Non so se non sta qua. Vedi che... Più o meno sempre cosa, però non riesco a capire. Perché se stassi in scia risparmieria tantia. Se faria la scia faria metà fatica. Che non si sente niente sicuro perché vedo che non sta tan sotto. No, qua no. Qua dai Mirko, è l'ultima salita, te lo giuro. Dai Mirko, è l'ultima salita, te lo giuro. Te lo duro. Te lo duro, dai, duro, duro, duro. Pompa, pompa, pompa. Senti i muscoli che tira. Senti come che tira. Senti, senti. Hop, hop. Anche a quella. Ogni tanto capita. Cerca di stare in scia che così ti fa meno fatica. Se te stai in scia un di noi, te pedala a metà. Questa. Come che l'è? È decisa. Oh! Dai che è tutta discesa qua! Coraggio Mirko! Dai! Dai, se no torniamo a casa domani mattina! Dai, stai in scia! Che non so dove ah sì, no l'ha ragione Claudio, se infatti adesso Mirko riesci a farla Mirko adesso, ecco Dio, sì mi tocca cambiare,
mi sono distratto, ho perso l'orientamento. Dove che Claudio, la dita che una volta le andava quasi sopra ai cosi, sopra il muretto, qua non so perché. Dai Mirko, che tu, è l'ultima salita, te lo giuro. È l'ultima salita, te lo giuro. Te lo giuro, è l'ultima salita. Spero. Ciao. Ti sono sposato. No, che dopo il filmato lo pubblico su Facebook. Su Facebook. Sto facendo i fianchi. Oh, che mal, mi tira i muscoli. Dai, Mirko! Dai che ti metto un elastico! Te picco con elastico per da trio. No, su. Ecco, bravo. Ma tu visti gli occhi? Gli occhi, è cattivi gli occhi, Le occhi, terribili. Cambia rapporto e il piccolo davanti. Devi giocare su piani così, devi usare sempre il grande davanti, giochi col dietro. Il piccolo si usa solo se salite. Ma deve averti nuovo quando che la fa quella salita lì prima. Quante calorie? Quante calorie? $2079. Salire 2 pizze? Ah, 1800, allora bisogna fargliene una margherita. Destra. Destra. X. No. No. Sì. Molto bene! Sinistra. Siamo su e giù. Arriviamo a casa, siamo quasi
quasi a 67, 65 quando arriveremo a casa. Veloce qua, veloce, tira, tira! Che supereremo sta salita, adesso c'è l'ultima salita, te lo giuro. Scala un paio di marce e su. Veloce, veloce, veloce che è breve. Speriamo che riesca a finire queste salite, perché comincio a rompermi i coglioni con le salite, veramente. Una è prima del Jais, dopo che ne altre due, dopo che ne anche un'altra terza, che lei è lì proprio prima di arrivare a Castellaviano. Lì a Castellaviano, prima di arrivare. Perché sì che sei discesa veloce, ma che sei anche a 4 salitone lunghe. Una prima dei Barcis e dei Jais. Una da due dopo Jais e dopo l'ultima che le ha il colle da Viano, Cuselo, che poi si gira so a sinistra. Facciamo qua a sinistra e siamo subito a Massura. E poi casa. Mirko è stanco. Tira fiacca, tira. Tira la fiacca. Dai, dai Mirko, pedala! Guarda gli avvoltoi! Gli avvoltoi! Meglio che vado davanti invece che parlo, perché avvoltoi potrebbe essere per me se non vado davanti. Santa, con tanta pazienza, e lo gade prima, aspetta che torno, ah no, non resta solo. Miau! Tum! E il gas che ride dopo.
Sinistra andiamo. Che dovrei cominciare di scese, perché a destra te va su la farmacia. Mirko, sinistra! Allora, 60 perdita, dovrei essere 8 km per arrivare a casa, se non sbaglio. Forse 10. Beh, se dei 60 qua, che siamo già, perché siamo già a Mansure, fa conto 1 chilometro 2, guarda quando che ti arriva a casa quanti che è. Per cui avrei quasi fatti 70 all'ora oggi. Dai Mirko, hai battuto il tuo record sicuramente oggi. Quando arriviamo a casa gliene avete fatti quasi 70. Come fossimo arrivati a Bibbione. No, è 74 Bibbione, vero? No, 60, l'avevamo fatto sui 65, 66 perché siamo andati io e Ludo. Destra. Destra? Sì, destra. Siamo sicuri. Sai dove ho messo? No. Io porco. Sai dove non mi ricordo più? Ah no, non so. Stiamo tornando su. No, perché qua te va su. Sono fuori, no, non sono mica, sono fulminati. Altro che neuroni. Chissà se quale... c'è il col... Abbastanza. Essere giovani alla nostra età. Guarda che la macchina. Se Mirko si fa una bella espressione. Jesus.
qua, no? No, ma penso che si arrivi anche da qua, salto forse. Mi pare di sì. Credo di averla fatta una volta. Però non sono sicuro. Sì, credo di sì. Orso e coraio. Aspetta, dov'è l'ora ciclabile che c'appemo? Non mi ricordo dov'è che sbuca fuori la ciclabile. Perché noi attraversemmo la strada. Però non so dov'è che in che punto. Siamo arrivati. Ah, forse è là la traversa, questa strada qua è la strada, una di quelle là. Credo che la traversi questa strada qua, ma volevo andare. Raccogliamo tutti i pezzi, compattiamo il gruppo. 7 gradi. Ci vogliono altri 20 minuti per arrivare a casa. Ieri ho fatto da Castello, che ero lì, dove c'è quel bar sulla rientranza, che mi telefona Stefano Portello. Io ho detto, sono già in 20 minuti al Basport, però ti aspetto lì al Basport. 20 minuti esatti. No, sono arrivato lì. Per cui noi metteremo in 20 minuti. La pignatta. Pit, 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 pit. Ai. Lento anche in discesa, mi non arrivo a capire.